Prova. Prova. Prova.
Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera in Viale dello Sport a Legnaro che per la prima delle due semifinali di Final Four di Coppa Italia presentiamo i roster. Per Fox Hockey Legnaro abbiamo come primo portiere col numero 99 Ermanno Laner, secondo portiere col numero 34 Morandin, col numero 27 Calore Elia, col numero 54 Carron Daniele, col numero 25 Daniele Giovanni, col numero 4 Francon Matteo Carlo, col numero 18 Marquette Gabriele, col numero 13 il capitano Diego Metto, col numero 15 Panozzo Matteo, col numero 88 Pietrobon Mattia, col numero 7 Sesana Ettore, col numero 53 Sobberi, col numero 77 Zanette, col numero 98 Marquette Mattia. Allena Cesare Calore. Partiamo ora con la presentazione della squadra ospite. Col numero 39 portiere Michele Frigo, numero 31 Andrea Pierobon, numero 26 Tobia Vendrame, numero 9 Andrea Delfino, numero 58 Nicola Frigo capitano, numero 23 Francesco Campulla, numero 33 Fabrizio Pace, numero 6 Ilian Farmer, numero 21 Mattia Albanti, numero 91 Lorenzo Trevisan, numero 10 Elia Vaglieri, numero 97 Davide Del Sasso, numero 16 Filippo Centofante, numero 60 Valentin Thomas Anthony Gonzalez. Vediamo le due squadre che stanno per finire il riscaldamento prepartita. Gabriele, cosa ne pensi di questa partita? Come sarà? Sarà una partita intensa e combattuta fino all'ultimo. Le due squadre si fronteggeranno per i 40 minuti complessivi della partita. Vediamo ora le due squadre schierarsi per l'ingaggio in inizio, rispettivamente Piero Bon come primo portiere per il Vicenza e Laner Ermanno come primo portiere per il Legnaro. Sì, Legnaro schiera la sua prima linea in campo con Francon, Carron, Elia Calore e Sobberi.
mentre Vicenza dal Sasso, Delfino, Gonzales e Campulla. Ingaggio d'inizio battuto, disco subito per il Vicenza. Campulla passa a Gonzales, Gonzales filtrando per Delfino e arriva il gol di Gonzales. Arriva il Daniel gol. No, l'arbitro dà gol però. Disco effettivamente è fuori, vediamo cosa decide l'arbitro. Secondo me era dentro, non so te, Leo. Sì, vediamo un attimo. Brutto colpo a 8 secondi dall'inizio per Legnaro. Si potrebbe demoralizzare, ma deve Viene andare avanti a confermato testa il gol. alta. Sobberi porta dietro porta. Smista all'angolo, trova Francon. Ripartenza di Francon, torna indietro. Contropiede dal Sasso. Passa per Delfino che non aggancia, si trova in balaustra al contrasto con Sobberi. Legnaro lo troviamo molto sotto pressione in questi primi minuti di gioco, questo primo minuto di gioco. E Vicenza sicuramente potrebbe avere una marcia in più anche dalle partite in campionato che abbiamo visto, ma sicuramente Legnaro dovrà dare il suo massimo per cercare di portarla a casa. Farmer va dietro porta, lascia il passaggio. Scusate. Francon scarica dietro porta per Sobberi. Sobberi pressione. Di nuovo Francon. Pietro Bon rilascia dietro per Sobberi. Sobberi dietro porta. Pietro Bon chiude l'area. Riprendiamo con un ingaggio in zona offensiva per Vicenza. È entrata la seconda linea di Legnaro. Pietro Bon parte subito, porta avanti, passa, tentativo di passaggio per Ometto, non agganciato. E scoppia subito una rissa davanti porta tra Pietro Bon e Pace, ma per fortuna tutto si quieta senza penalità. Probabilmente il Vicenza ha notato una pressione un po' troppo importante da parte di Pietro Bon. Non sono dello stesso parere, però non gioco io in campo, ecco. Sì, magari iniziano già a scaldarsi i nervi e speriamo non sia questo il filo conduttore che porterà avanti Vicenza e Legnaro in questa partita. Vicenza che vince l'ingaggio, si porta avanti con Dal Sasso passa per Delfino tira, Lanier devia in angolo, Gonzales porta avanti il disco, Dal Sasso, Pietro porta, passaggio filtrante per Gonzales, recupera il disco Francon lascia a Sobberi per Francon tenta il passaggio intercettato dal Sasso per Delfino prova il tiro sul primo palo, trova il palo. Si riparte dietro con Carron libera dietro porta, balaustra,
Casino davanti porta, ne esce col disco Delfino. Delfino passa dietro a Gonzales. Gonzales si guarda intorno, lascia a Campulla. Campulla prova il tiro. Fuori. Disco per il Legnaro. Legnaro che parte avanti con Francone e con Elia. Disco di nuovo combattuto dietro la gabbia di Vicenza. Calore che va in pressione. Ometo prova a chiudere Gonzales. Gonzales passa dietro porta, trova il passaggio per Pace. Para Ermanno. Di nuovo animi caldi davanti porta, questa volta da porta del Legnaro. Ed abbiamo il primo fallo per Vendrame. 2 minuti per non si è capito cosa. Riparte Legnaro con ingaggio in zona d'attacco. Delfino prende il disco, Delfino in contropiede, solo davanti porta, Laner para. Laner in questo caso era costretto alla liberazione, ma non lascia stare. Non era presente pressione da parte dei giocatori del Vicenza. Dal referto risulta che il fallo di Vendrame sia slashing, quindi questo è il motivo della penalità. Comunque Vicenza risulta molto aggressivo anche in inferiorità numerica. Adesso solamente dopo 30 secondi Legnaro inizia a impostare il proprio power play. Vediamo, si dispongono a scatola. Tentativo di tiro da Calore, da posizione molto complicata, molto complessa. A lui escono spesso queste giocate, quindi ottima scelta dell'allenatore Calore Cesare di metterlo in quella posizione. Si riparte con l'ingaggio, Calore all'ingaggio. Vinto da Legnaro. Riparte con la sua formazione a scatola. Parata di Frigo. Disco che saltella, però Legnaro ammaestra. Attenzione, bellissima occasione per Legnaro. Francon che gira dietro porta e saggiamente torna indietro. Tiro fuori misura nettamente dalla porta di Frigo. Riparte Gonzales, ecco, per il Vicenza. Si guarda intorno, non trova compagni, cerca l'azione solitaria e quasi ci riesce. Attenzione, chiamato un fallo da parte dell'arbitro a favore di Vicenza. Fallo che è stato chiamato da Daniele Carron. Non condivido però. Adesso che il Vicenza si trova a giocare in 4 contro 4, in situazione di inferiorità numerica, però con il portiere fuori, quindi i giocatori in movimento in più. Riprendono col 5 contro 4, esce adesso il giocatore penalizzato precedentemente. Vendrame che cerca un passaggio, lo trova davanti porta. Delfino prova il tiro, ma trova il gambale di Laner. Conquista il disco Legnaro, quindi viene fischiato il fallo. Adesso Daniele Carron cerca il chiarimento con l'arbitro, punto sul fallo. Si riprenderà con un ingaggio in zona d'attacco per il Vicenza.
Vediamo se, come per il Vicenza, il Legnaro riuscirà a superare indenne questo penalty killing. Tiro di Vendrame sui parastinchi di Cesana. Para Lanner con una parata incredibile al gol. Momento conquista il disco, cerca il contropiede ma perde il disco a metà campo, recupera Vendrame. Vendrame passa a Delfino. Delfino a Farmer. Delfino del Sasso. Para Lanner. Si lotta in balaustra, Cesana cerca il disco da Vendrame. Vendrame passa dal Sasso Delfino, Delfino Vendrame. Parata di Lanner. Cambio linea di penalty per Legnaro. Schierano Calore, Panozzo e Francon. Legnaro che, nonostante Vicenza sia molto aggressivo e dalle ottime qualità in power play, riesce a resistere, almeno per il primo minuto sta resistendo molto bene. L'arbitro rimanda fuori Francon perché è entrato dopo il fischio. All'ingaggio dal Sasso e Calore, vinto da Vicenza. Campulla che ammaestra. Delfino che tira, parata di Lanner e saggiamente Calore spazza via. Ottima parata di Ermanno Lanner che, come sempre, si riconferma una sicurezza per i nostri Fox Legnaro. 30 secondi alla fine del penalty. Campulla, Vendrame, passaggio davanti per Dal Sasso. Vicenza che prova sempre questo schema di trovare il passaggio a lato tra i due uomini della scatola. C'è un tentativo di deviazione da parte di Dal Sasso davanti porta. Ripartenza di Francon. Attenzione, bellissima azione di Calore Francon che purtroppo non riesce a insaccare nella porta di Frigo. Tiro di Vendrame parato ottimamente da Lanner. La partita si fa viva, possiamo dire ottima azione da parte di Vicenza che insacca su assistenza di Vendrame. Se non sbaglio è proprio Dal Sasso ad insaccare per il 2-0 al minuto 11:40. Dal Sasso con un ottimo tip tappiol riesce a bucare la porta di Ermanno, per ora imbattuto durante questo penalty. Ermanno che fortunatamente è sempre stato un portiere elastico per queste situazioni di gioco, molto flessibile. Sì, Ermanno che nonostante i vari infortuni si riconferma sempre, come ho già detto, una sicurezza, un ottimo portiere veramente. E in spogliatoio anche, diciamo che è tra i più vecchi. Legnaro una squadra molto giovane, per questo di conseguenza è sicuramente una figura importante per la squadra. Adesso vediamo la seconda linea di Legnaro che riparte con Cesana. Cesana tenta il passaggio per Sobberi, il tappezziere anche soprannominato, ma sbaglia e riparte Vicenza con Pace che passa Centofante davanti porta, non riescono ad insaccare. Pietro Bon che, a seguito di un tentativo di dribbling, spara sulle reti di protezione. L'arbitro fischia, probabilmente si ripartirà a centrocampo. Ricordiamo che in questo territorio di gioco, quando il disco tocca le reti di protezione, si ferma il gioco in modo da procedere con l'ingaggio. Hanno da poco installato le balaustre col plexiglass fino ai 2 metri di altezza, carine. Sì, certamente Gabriele, ottimo upgrade di questa, della nostra società, del Legnaro. Sicuramente ci tiene, investe in queste cose.
Parte ora Francon, tira, quasi trova il gol, se non che il portiere riesce a ritrovare il disco prima che cada dentro porta. Adesso Calore si fionda verso la balaustra per recuperare il disco da Centofante. Centofante che si posiziona dietro porta, prova il passaggio per Vendrame, per Farmer che trova il gol sul secondo palo. Ottimo gol di pregevole fattura dallo straniero che questa stagione Vicenza ha comprato assieme anche a Gonzales, ricordiamo lui francese, da delle mani d'oro. Chiede il time out Legnaro, probabilmente anche dovuto al fatto che l'Anar fosse un po' infastidito da questi contropiedi così fulminei non protetti dalla propria squadra. Notiamo infatti adesso il per nulla felice Armanno. Sicuramente già a questo punto della partita si sta rivelando incandescente, piena di emozioni. Vediamo le due squadre che comunque ci credono tutte e due. Vicenza ovviamente con a roster dei talenti, proprio i migliori del panorama hockeyistico italiano, ma anche Legnaro ha un'ottima squadra e sicuramente può fronteggiare queste difficoltà che Vicenza ha. Cosa ne pensi di schierare Pietro Bomp come primo portiere per questa semifinale? Piero Bon, sicuramente da coach Rizzotto una scelta non scontata, e tuttavia sicuramente a questo ragazzo che comunque è giovane, 2005, dargli fiducia è sempre una cosa positiva ai giovani. Tiro mancato da parte di Vicenza che ritorna indietro, riorganizza. Vediamo la seconda linea di Legnaro essersi disposta a scatola. Vicenza che comunque anche in questa situazione contro una formazione prettamente difensiva riesce ad organizzare azioni. E con gli ottimi talenti ci sono sicuramente scartaggi ottimi, si entra dentro questa scatola, viene spugnata. Ripartenza di Legnaro, ottimissima occasione, ma purtroppo Delfino riesce a deviare. Ottima parata di Francon di Piero Bon su tiro inaspettato da parte di Pietro Bon. Cambio per Legnaro e anche per Vicenza. Legnaro riorganizza con Sobberi dietro. La pressione di Vicenza è molto efficace. Vendrame va al tiro, al gol. Ottima azione da parte di Vicenza sicuramente. Sappiamo, non è certo una novità che i talenti di questa squadra sono ottimi, eccellenti. Nuovamente un cambio per Legnaro. Se la partita continua in questo passo, conferma la decisione dell'allenatore del Vicenza nel tenere di riserva Frigo per la partita di domani. Sì, questa è sicuramente un'ottima motivazione. E il portiere con più esperienza a tenerlo per la finale. Partita il cui avversario si deciderà questa sera alle 9. O meglio, alle 9 sarà l'inizio della prossima partita. Mattia che riprende il disco, lato in balaustra, si accentra, cerca il passaggio per Sesana che prova a vedere un posto per il tiro. Sesana ripassa dietro, Vicenza che riconquista il possesso. Sì, Farmer che saggiamente torna dietro porta. Comunque vediamo il palazzetto gremito di persone, pieno di gente. Questa cosa non ci può fare altro che piacere nella nostra società, che Legnaro sta investendo tanto per
la sua squadra e i risultati si vedono. Campulla prova il tiro, lo trova sul primo palo, buca la porta di Lanner dopo un accentramento. Risultato che già all'8° minuto risulta 5-0 per MC Control Diavoli Vicenza. Nuovamente all'ingaggio con Calore, l'esperto di ingaggi. Vediamo Francon che va dietro porta per riorganizzare l'azione. Impressione Delfino. Ottimo passaggio filtrante che purtroppo non è stato agganciato da parte di Carron, e tiro nettamente fuori di misura da parte di Elia Calore. Procede Legnaro con un ingaggio in zona d'attacco, vince a Vicenza con Gonzales che passa il disco a Campulla che cerca Vendrame che passa davanti da solo, davanti porta, prova il tiro ma manca la porta. Contropiede di Legnaro, Calore che viene atterrato davanti porta, chiamano il fallo per Campulla che protesta. Lanner che ora esce dalla porta, Francon che passa dietro la porta per guadagnare tempo, porta avanti il disco, Delfino che va a fare pressione, Cesana che va a dare una mano. Cesana che cerca il filtrante per Daniele che manca il passaggio per il compagno Carron. Sì, vediamo comunque una penalità che nella giornata di oggi purtroppo ne abbiamo viste poche, o per fortuna, sta all'interpretazione vostra. Vi abbiamo visto un metro degli arbitri molto largo anche nelle precedenti partite nella categoria Elite. Che ricordiamo, il palazzetto non ospiterà solamente la Final Four di Coppa Italia della Serie A, ma anche la categoria Elite e la finale super finalissima della femminile. Detto ciò, fallo più che giusto, e Campulla era quasi obbligato a atterrare Calore davanti porta, non è un giocatore da lasciare passare così facilmente. Carron che si presta all'ingaggio, vince Legnaro. Matteo che in questo momento viene portato fino oltre la metà campo. Carron cerca il passaggio per Calore non trova la porta. Mattia Pierobon che cerca il passaggio. Carron che lascia Matteo. Sì, vediamo la formazione del powerplay di Legnaro che purtroppo precedentemente non è riuscita ad essere efficace. Speriamo che questa volta, ecco, attenzione, proprio con Carron, tenta un tiro pericoloso. Giocatori di Legnaro dalle ottime qualità, sicuramente schierati da coach Calore in questo powerplay. Vedevamo prima il portiere di Vicenza discutere con l'arbitro, probabilmente per quelle percosse subite da Calore. Era rifatto l'ingaggio. Notiamo come Morandini si stia scaldando, secondo portiere del Legnaro.
Vicenza che seppure in inferiorità numerica riesce ad essere pericoloso, anzi tenta quasi di andare al gol. Allora sarebbe da chiamare una stecca alta, ma non... gli arbitri sembrano intenzionati a lasciar correre tutti questi falli e queste... Sì, come abbiamo già detto oggi, Gabriele, il metodo di giudizio degli arbitri molto lasco, lascia passare molto. È già in un mood da finale quasi, oserei dire. Lanner che si ritrova senza un guanto, l'arbitro che quasi non fischia e lascia proseguire. Panchina della squadra di Legnaro che ricorda ai nostri tecnici l'interruzione del tempo. Probabilmente verranno riaggiunti 5 secondi. Francon che chiama a colloquio la propria squadra. Sicuramente si devono risolvere alcune cose. Francon, giocatore diciamo nuovo per la squadra di Legnaro, che l'anno scorso ha seguito, cioè è stato una stagione alle Canarie se non sbaglio, all'estero, quindi tutta la sua esperienza acquisita in quella stagione può portarla sicuramente in questa squadra molto giovane. Cosa dici, Gabriele? Sì, dico che Francon comunque è sempre stato un giocatore molto, molto valido sia per le squadre venete che per le squadre internazionali, e si conosce bene comunque con i compagni di squadra con cui ha vissuto tutta l'infanzia dentro la rosa del Padova. Il GOS Padova. E adesso ricordiamo anche, tra le tante cose, che ha aperto un negozio di hockey, for hockey, andate tutti a comprare attrezzatura da lui. Legnaro che per questi ultimi secondi cerca di trovare il gol. Entra ora Campulla per la conferma della proporzionalità numerica. Vediamo le linee leggermente modificate da parte di Coach Calore. Sobberi in balaustra, cerca il disco in confronto con Dal Sasso che scarica dietro per Campulla che cerca il passaggio filtrante per Gonzales che ne esce col disco, Campulla che gestisce fin quasi a dietro porta, trova ora il gol su rimbalzo di Delfino, deviazione scusate, non rimbalzo. Sì, Delfino che aggiunge alla miriade di gol segnati un altro gol, sicuramente giocatore, il top scorer del nostro campionato, giocatore che anche magari di un'età leggermente avanzata può dare, cioè sicuramente è il migliore top scorer. Ingaggio per Legnaro, vinto da Legnaro, torna indietro con Panozzo. Troviamo le linee appunto mischiate da Coach Calore. E passaggio per Sobberi. Attenzione, interessante l'azione creata da Sobberi col passaggio per Panozzo, che tuttavia risulta difficile da agganciare. Vicenza riprende, riorganizza, riparte con Farmer. Ottimo tentativo di deviazione da parte di Centofante. Un attimo di confusione nell'angolo. Vicenza comunque esce sempre a testa alta. Passaggio all'indietro saggiamente per Pace. Vicenza è velocissima nel suo gioco, sta quasi ubriacando i giocatori di Legnaro. Ottima azione veramente da parte di Farmer. Vicenza ha un attimo rodato le ruote, sta iniziando a girare come solo lei sa fare. Sobberi che atterra Centofante davanti porta, viene fischiato il fallo per carica scorretta, se non erro.
Legnaro che si ritrova a giocare per la seconda volta durante questa partita in inferiorità numerica. Sì, penalità per cross-checking di Abde Soberi. Entrano ora in campo Calore, Francon, Cesana per Legnaro in difesa. Legnaro che aveva vinto l'ingaggio perde il disco. Successivamente Centofante lo recupera per il Vicenza, porta avanti Vendrame. Vendrame cerca il passaggio per Gonzales dietro porta. Vendrame che cerca per Centofante, no, per Del Sasso, scusatemi. Del Sasso per Delfino che prova il tiro ma non trova lo specchio della porta. Delfino lo lascia per Del Sasso cicca il passaggio. Del Sasso Delfino cerca il passaggio per Vendrame. Dal Sasso torna indietro, passa il Delfino prova il passaggio per Gonzales davanti porta. Dal Sasso tiro di Delfino, block shot di Cesana che in questo momento perde la stecca e lascia libero davanti porta Gonzales da solo contro il portiere. Dici che è rotta, dici che è aggiustata la stecca? Sì, rotta, anche l'arbitro ci dice che è rotta purtroppo la stecca di Cesana. Il nostro Pietro Bon sarà sicuramente contento di questa cosa, che probabilmente è la 10ª stecca che Cesana rompe in questa stagione. Comunque Vicenza continua col suo power play imperterrita. Legnaro riesce a uscire dalla pressione un attimo, va in zona offensiva, passaggio di Panozzo, attenzione, invece no, sceglie il tiro, ottimo tiro, ma anche ottimi riflessi del portiere di Vicenza Piero Bon. Vendrame torna indietro, tiro di Delfino, parato da Laner. 1 minuto alla prima del primo tempo. Delfino passa a Pace, siamo ancora in superiorità numerica da parte del Vicenza. Pace cerca Vendrame, ripassano il disco a Pace, Vendrame per Delfino che cerca un passaggio no look, Francon che guadagna il disco, 2 contro 3, Francon che prova il tiro, fuori dalla porta. Scheggia la traversa, sì, Francon. Nonostante l'ottimo tiro, comunque Vicenza rimane a 0, lo shot out ancora per Piero Bon. Vicenza che vince l'ingaggio, Frigo dietro porta, lascia per Pace cerca il passaggio, Pace che trova il passaggio per Centofante. Pace davanti porta, conquista il disco Legnaro con Calore che libera per Matteo Francon che passa a Soberi che accompagna dietro porta Frigo, Soberi che in questo momento intercetta e dedica il disco per Matteo Francon. Fine del primo tempo, sì. Le squadre tornano negli spogliatoi. Legnaro sicuramente avrà da riaggiustare qualcosa per cercare di vincere questa partita molto complicata. Ci rivediamo fra 7 minuti. Credi che Legnaro a questo punto cambierà il portiere o... Non lo so, Gabri. Vediamo, abbiamo visto Morandin iniziare a scaldarsi, quindi probabilmente potrà essere questa una delle tattiche che coach Calore adotterà per cercare di espugnare questa squadra, questo colosso.
Prova. Notiamo come Legnaro abbia cambiato portiere. Ci siamo, ci siamo. Siamo pronti ora per il ringaggio di inizio secondo tempo. Chiediamo al telecronista di far vedere il gioco e non il centrocampo. Francon dietro porta, cerca il passaggio filtrante per la sua squadra. Effettua il passaggio ora a vuoto perché finisce dietro la porta del Vicenza per Campulla. Campulla che cicca e passa a Carronna Daniele. Ne esce col disco Vicenza che rischia di fare il settimo gol della partita con Delfino. Ricordiamo cambio di portiere da parte di Legnaro. Entra Morandin e subito prende un gol dopo 55 secondi dall'inizio della partita del secondo tempo. Gol, se non sbaglio, di Delfino. Delfino. Non Si riconferma. Legnaro che vorrebbe aver gettato la spugna ancora prima dell'inizio del secondo tempo. Sì, vediamo anche gli animi di Legnaro che iniziano un attimo a scaldarsi. Sicuramente non un bel clima quello che si sta creando, ma Legnaro deve andare avanti, testa alta. Riparte Vicenza, dietro porta, organizza. Passaggio di Frigo. Blocca l'azione Pietro Bon. Ma Vicenza continua con Farmer. Passaggio in fascia per Pace che tira. Attenzione, tiro inaspettato. Becca, scheggia il palo. Ma Vicenza riprende subito il disco. Riparte. Quasi autogol, attenzione. Pace che ritorna indietro dalla zona offensiva. Torna indietro. Passaggio per Farmer. La squadra del Vicenza gira molto bene. Tiro di prima da parte di Frigo. Purtroppo fuori dallo specchio della porta. Altro tiro da parte di Farmer. La porta del Legnaro in questo momento sta venendo bombardata. Sì, Legnaro è in tilt, se così possiamo dire. Solo adesso Pietro Bon cerca di riorganizzare un'azione. Un'azione purtroppo infelice. Legnaro non riesce a trovare linee di passaggio. Vicenza le copre tutte e riorganizza saggiamente, torna indietro. Attenzione, vediamo per la prima volta in campo Trevisan e anche Albanti, due giovani molto promettenti di questa squadra. Albanti che ricordiamo oggi ha giocato la semifinale di Coppa Italia Under 18 con Legnaro. Purtroppo persa dalla squadra di casa 6-2, sconfitta di misura. Domani Legnaro si giocherà il terzo posto Under 18 alle 9:30, ricordiamo. Trevisan, tiro. Fallo da parte di Abde Sobberi verso Centofante. Brutto fallo, oserei dire. Centofante accusa un certo dolore, possiamo vedere.
più che dovuto in questo caso la penalità dell'arbitro, dico io, avrebbe dovuto lasciare la stecca. Sì, fa sicuramente parte di quei falli che un arbitro non può tralasciare, Gabriele. Peccato che per Morandin, che a 3 minuti dall'inizio del secondo tempo deve fronteggiare con un'inferiorità numerica la squadra del Vicenza, squadra comunque ostica per un portiere da affrontare così a freddo. Chiedono gli arbitri se è il terzo fallo alla giuria di Abderrahmane, potrebbe essere, vediamo se adesso daranno conferma. Ed è proprio terzo fallo per il nostro venditore di tappeti. L'arbitro invita un membro della panchina di Legnaro ad andare nella panca puniti. Coach Calore manda Zanetti, che allo scadere della penalità di Sobberi entrerà al posto suo. Sobberi, ricordiamo, terzo fallo, quindi dovrà scontare 10 minuti in panchina, non potendo giocare in panca puniti. Vicenza riorganizza subito il power play con Delfino, Pace per Delfino, Delfino per Pace. Ancora Delfino, cicca il disco. Delfino, Gonzales, Delfino, Pace, tiro sul casco del portiere Morandin, che però non chiede un'interruzione del gioco. Passaggi molto veloci da parte di Vicenza in questa fase di gioco. Tiro da parte di Delfino, fuori misura. Dal sasso, passaggio per Delfino. Delfino per Gonzales, Gonzales per Delfino. Dal sasso. Gonzales. Delfino, Gonzales. Gonzales ruota. La formazione diventa un quadrato. Ma seppur ostacolato da Legnaro, riprende subito il disco Vicenza. Delfino di nuovo. Ricordiamo per i non troppo affini a questo sport che anche se dovessero segnare la formazione del Vicenza, il giocatore Abderrahmane rimarrà fuori per altri 10 minuti, fino a scadere i 10 minuti di gioco, in quanto dopo i 3 falli successivi Parata miracolosa, Gabriele, da parte di Morandin, che entra, seppur il gol, comunque subito in forma, lo vediamo, sa sempre dire la sua. Arbitro che dice che il disco non è entrato. Vicenza riprende il gioco. Panozzo intercetta, Panozzo cerca di ripartire. Passaggio al centro, purtroppo non agganciato da nessuno. Legnaro che cerca di organizzare un'azione, è entrato Zanette che va avanti ma perde il disco. Calore riparte con Francon sulla destra. Cerca il tiro al posto del passaggio, che è purtroppo fuori misura. Attenzione, passaggio per Pietro Bon. Ottima parata da parte di Piero Bon. Pace che spedisce Gonzales non capisce dove si trovi il disco. Disco di nuovamente dietro per Francon che riparte con Pietro Bon sulla destra. Tiro che parato, viene deviato e va sulle reti di protezione. L'arbitro interrompe il gioco. Un arbitro che sembra non essere molto attento, in quanto il disco aveva chiaramente toccato il soffitto del palazzetto. Procediamo con un ingaggio in zona d'attacco per il Legnaro, vinto da Vicenza che scarica dietro porta per Vendrame per Campulla cerca il passaggio dal Sasso, Frigo. Legnaro che riconquista il possesso del disco, Legnaro con ometto
Vicenza che riconquista nuovamente il possesso del disco con Campulla. Campulla che si porta su, Campulla che cerca il passaggio per Frigo. Frigo che perde il disco, lo riprende Campulla. Campulla per Vaglieri, Vaglieri che prova il tiro fuori dalla porta. Campulla per Frigo. Farmer il tiro, ottima parata. Tiro non era sicuramente facile da parare per Morandin, zona sopra subito sopra il gambale. Molto difficile per i portieri, mi confermi Gabriele? Certamente, primo palo però comunque sempre da coprire. Ottima la prestazione per il momento di Morandin. Disco vinto da Legnaro, si combatte ora in balaustra. Vediamo in campo la terza linea per Legnaro con i due fratelli Marchette e Zanette, accompagnati da Matteo Francon. In campo Mattia Marchette, giovanissimo, classe 2009, che prende il disco, riparte, sta subito a dire la sua. Tira! Attenzione, tiro di Mattia Marchette, pericoloso per il portiere. Entra subito infuocato. Mattia Marchette che in questo caso stupisce. Nulla di fatto comunque da parte della panchina del Legnaro. Fratello adesso Gabriele che continua col possesso del disco, perde con uno scarico su Trevisan. Marchette che perde nuovamente il disco con un passaggio sbagliato. Gol sul primo palo da parte di Frigo. Ottimo gol su assistenza di Mattia Albanti, numero 21. Legnaro che in questa situazione qua era completamente sbilanciata in avanti. Impianto che comunque è pieno di spettatori, data comunque Sì. A seguito anche dell'installazione di qualche linea di spalti a seguito delle finali dell'anno scorso. Sicuramente il palazzetto di Legnaro è molto più accogliente anche per gli spettatori. Anche la mole delle partite di questo torneo non è da meno. Sì, ci saranno 9 partite in questi 2 giorni, quindi sì, sicuramente difficile da organizzare per la società, ma sta facendo del suo meglio e i risultati si vedono. Il nostro meglio lo facciamo anche noi telecronisti, che fortunatamente per domani saremo sostituiti da gli esperti della FISR. Da qualcun altro. Trevisan che tenta il tiro ma manca spudoratamente la porta. Vediamo Giovanni Daniele per la prima volta in campo. Tiro di Albanti e gol. Ottima prestazione di questo giovane che appena entrato sigla subito una rete a seguito di un assist. Tu Leo giochi con lui in Serie B, giusto? Sì Gabriele, io gioco con lui sia in Under 18 sia in Serie B, quindi sì, confermo da compagno di squadra che è un giovane dalle mani d'oro, ottimo talento. Campulla che porta avanti il disco, prova il passaggio per Delfino, Delfino che tenta il passaggio per Del Sasso. Zanette che porta avanti. Francon che adesso cerca di passare e ci riesce a Calore. Calore che cercava Carron ma non lo trova, Carron che dà via il disco in angolo. Calore nuovamente al passaggio per Francon, Francon che prova il tiro, manca la porta. Calore di nuovo in balaustra. Delfino, gol sotto le gambe per Morandin Giacomo. Sì, brutto Gabriele, secondo gol nel giro di un minuto sotto le gambe per il portiere. Entra nuovamente la terza linea per Legnaro con fratelli Marchette.
ad adesso siamo 10-0, quindi potremmo Sì, dire sì. che seppur nell'hockey nulla da Non l'hai da mai concludere. detto, Gabriele, sì. Però il risultato inizia a farsi veramente molto molto difficile da Soprattutto per una recuperare. semifinale di Coppa Italia. Eh sì. Ottima occasione per Gabriele Marchette. È super parato da parte del portiere Piero Bon. Sì, dal portiere Piero Bon. Hai ragione, Gabriele. Un portiere che ricordiamo che fino all'anno scorso era titolare come portiere della nazionale italiana Under 18. Sì. Centofante si dirige verso la porta, prova il tiro ma sbaglia. Disco per il Legnaro. Sesana davanti porta. Sesana che adesso tenta di liberarsi, passare avanti, 2 dribbling. Sesana che adesso si accompagna e viene caricato in balaustra. Fallo. Sesana che ha provato ad ubriacare tutti, ha ubriacato anche noi, Gabriele, con i suoi dribbling. Viene caricato da Pace. Si alza in questo momento con un cenno di dolore in volto. Penso che avrà bisogno di un qualcosa di più del ghiaccio. Sì, brutta botta per Ettore, speriamo nulla di grave. Si accomoda in fondo alla panchina, penso che per un po' non tornerà più in campo. Vicenza che adesso è costretto a fronteggiare il Legnaro in inferiorità numerica, seppure il Vicenza sia quasi più pericoloso, ma non quasi più pericoloso in inferiorità numerica che non. Sì, sai, tante volte in tre si gioca più in maniera libera, più chiaramente, il gioco fluisce meglio, le linee di passaggio sono più chiare. Quindi sì, Vicenza in questa situazione sa gestirla molto bene. Riprende il gioco con l'ingaggio, calore vinto da Legnaro, oserei dire. Centofante in contropiede, però Pietro Bon riesce a riprendere il disco per Francon. Legnaro che cerca di organizzare la propria superiorità numerica. Francon a maestra. Salgono le due ali, si dispone a rombo la formazione di Legnaro. Francon per Carron, Carron. Tiro, Elia, attenzione, ottima deviazione in aria. Gesto tecnico non da poco, ma sicuramente al quale Elia ci ha abituato durante tutta questa stagione. Ottimo giro disco. Ah, peccato, tiro fuori misura di Carron, lo specchio era praticamente libero. Sì, comunque Legnaro che sta dando mostra di un power play provato e riprovato in allenamento, ottime le linee di passaggio, veloci, tesi. Quindi sicuramente sì, un ottimo power play. Vicenza che riprende il disco. Pietro Bon che glielo ruba. Passaggio per Carron davanti porta. Non agganciato. Vicenza che riprende nuovamente il disco. Ancora 20 secondi di superiorità numerica per Legnaro. Passaggio per Centofante. Vicenza che va dietro porta. Passaggio per Frigo. Frigo, Centofante dal sasso. Questo è il terzetto che coach Rizzotto ha scelto per questa inferiorità numerica. Legnaro riprende il disco, ma ormai il penalty, il power play è finito. E i giocatori forse se ne sono resi conto, non se ne sono ancora resi conto. E comunque sono fissi ormai in zona offensiva, perché se si vuole cercare di recuperare un 10-0 bisogna dare il tutto per tutto. Confermi, Gabriele? Certamente. Adesso fallo per Franco Matteo per slashing.
Vediamo ora il secondo portiere Piero Bon del Vicenza, che per ora parrebbe aver fatto shot out. Non so, vediamo se da qui alla fine della partita il risultato cambierà. Vedo che Legnaro spinge per riuscire almeno a fare questo gol bandiera. Vicenza che lotta in balaustra con la superiorità numerica. Campulla che passa Delfino che guarda per il tiro, no, da centofante. Portiere blocca sotto porta, nulla di fatto per il Vicenza. Vediamo dentro la terza linea per questo penalty. Vediamo dentro Mattia Marchette. Zanette, Sesana. Ottima parata. Pronti riflessi per il portiere Morandin. Disco spazzato via saggiamente da Sesana. Vicenza che riorganizza con Campulla da fondo campo. Delfino per Pace. Pace interrotto da Zanette. Mattia Marchette che non riesce a rubargli il disco. Tiro parato da Morandin. Morandin che per il momento ha subito unicamente 4 gol, 2 in meno rispetto al primo portiere Laner. Mancano 6 minuti e 40 alla fine dell'incontro e 1 minuto alla fine del powerplay. Campulla che passa per Pace, Pace che prova il tiro deviato, arriva in balaustra per Delfino. Campulla, Pace tenta il passaggio ma non trova lo specchio. Vendrame dietro porta, combatte Zanette. Disco che ad ora gira velocissimo. Cambio di linea in campo per Legnaro, Panozzo, Marchette, Gabriele e Giovanni Daniele. Ottima la respinta di Piero Bon dal sasso Pace, dal sasso a porta vuota. Nulla ha potuto fare Morandin che purtroppo si è trovato in una situazione di superiorità numerica da parte del Vicenza per un 3 contro 1. Nuovamente le due squadre all'ingaggio. Calore lo vince per Francon dietro porta, passa ad Alberto Zanette che spazza avanti. Ottima azione, Carron, passaggio, bellissima azione da parte di Legnaro. Purtroppo Carron tira fuori. Zanette uomo prettamente difensivo, organizza la situazione. Legnaro che va avanti con Francon, però interrotto. Albanti nuovamente davanti porta che non riesce a concludere. Adesso tiro di Trevisan. Zanette riprende il disco pressato da Albanti. Riparte Lia Calore, stoppato da Trevisan che però spazza via. Legnaro riprende, riorganizza dietro porta. Calore col pack. Interrotto da Albanti per Trevisan. Tiro di Trevisan, giocatore dall'ottimo tiro. Purtroppo. Tiro da parte di Francon, parato da Piero Bon.
Albandi che porta avanti il disco per Vicenza, adesso si scontra con Sesana in balaustra, lottano per il disco, ne esce vincitore Sesana che si porta nella metà campo vicentina. Fallo per Pace, vediamo cosa chiamerà l'arbitro. Scusatemi, fallo per Albandi. Pierobon che richiede l'asciugatura del campo. Staff di Legnaro sempre pronto ad ogni evenienza. Immediata l'asciugatura. Nuovamente ingaggio vinto da Vicenza. Frigo spazia indietro per Centofante. Centofante, passaggio per Delfino che aggancia. Vicenza che esce dalla pressione, ma Francon riesce a interrompere il contropiede offensivo. Nuovamente power play appunto per Legnaro. Ottimo passaggio di prima da parte di Elia Calore e ottima anche la parata da parte di Pierobon. Pierobon che per il momento ha ancora la porta inviolata. Ricordiamo che il risultato è 11-0. Delfino che in questo momento gira dietro porta alla ricerca del 12° gol. Sesana recupera il disco, lascia per Panozzo che ripassa a Sesana. Panozzo, passaggio a Sesana. Umetto Panozzo Sesana, Sesana Panozzo, Ometto Sesana, disco che arriva in testa al portiere Pierobon. Filtrante per Centofante che arriva fino davanti porta e interviene Morandin. Panozzo che ora tenta il tiro con la porta del Vicenza. L'arbitro che adesso pare impazzito chiama il fallo in contemporaneo. Sì, alla fine il metro di questa partita si è rivelato tutt'altro che largo. Partita dettata da penalità. Questa è una penalità contemporanea con Marquette assieme a, se non sbaglio, un attimo che compaia Referto. Marchetta che a mio parere aveva solamente ciccato il disco buttato in mezzo a Panozzo, però l'arbitro non pare di questo parere. Panozzo che in questo momento si appresta al passaggio per Ometto che non riesce a ricevere. Sesana che si porta dietro porta per andare a recuperare il disco. Segue Farmer. Sesana che tenta il tiro.
Ci sarebbe una stecca alta che continua a non essere chiamata da parte degli arbitri, pare che non conoscano questo fallo. Cesana porta avanti il disco, Ometto chiude, tenta il passaggio ma non trova il giocatore. Cesana, Gol di Legnaro, finalmente a 1 minuto e 47 dalla fine Diego Ometto riesce a trovare la rete. di recuperare il disco di loro porta, passa Vaglieri per Gonzales per Trevisan tenta il passaggio ma non riesce a trovare il compagno di squadra. Francon che recupera il disco, Tiro di Pietro Bon che va a finire sulle reti di protezione. L'arbitro interrompe il gioco. ingaggio in zona d'attacco per il Legnaro, vince il Vicenza. Cerca di riacquisire il possesso Zanette ma non riesce. Vaglieri dietro porta per il Legnaro, Vaglieri cerca il compagno di squadra Gonzales, lo trova. Gonzales non trova la linea di passaggio che riceve Carron. Piero lotta in balaustra con Gonzales, recupera il disco Vaglieri per il Vicenza. Vaglieri che cerca la traiettoria di tiro e trova il gol. Gol di pregevole fattura da parte di Elia Vaglieri. Leggermente fortuito. Sì, sicuramente, ma ci vuole anche quella, Gabriele, nell'hockey. Ultimo ingaggio probabilmente della partita. Mancano 20 secondi. Attualmente il Vicenza conduce per 12-1. Panozzo che prova l'ultimo tiro della partita, non trova il gol, trova il portiere. 3, 2, 1. Finita la partita. Il risultato è di 12-1 per il Vicenza contro Legnaro. Sconfitta di misura per Legnaro che non riesce a sconfiggere questa squadra fortissima. Non gli si può dire niente sicuramente. Peccato per quanto riguarda il portiere che se non fosse per quell'unico gol avrebbe fatto shutout. Penso il primo shutout per lui in Coppa Italia con la maglia del Vicenza. Magari Sì. Vicenza avrebbe guadagnato una cassa di birra, ecco. Vediamo le due squadre al saluto. Molti di questi giocatori si conoscono da esperienze passate in nazionale. Intanto ne approfitto per ricordarvi i prossimi appuntamenti di questo weekend hockeyistico. Alle 21 la partita tra Cus Verona e HC Milano. Successivamente domani, domenica 1 marzo, troveremo alle 9:30 la finale terzo-quarto posto della Coppa Italia Elite. Alle 11 finali terzo-quarto posto Coppa Italia Senior. Alle 12:30 finale primo-secondo posto Coppa Italia Elite. Alle 14:15 finale primo-secondo posto Coppa Italia Femminile. Devils Girls Vicenza vs HC Milano. E infine alle 16 la gara più attesa, finale primo-secondo posto Coppa Italia Senior.
Adesso la società di Legnano